Maestro, chi sono io per averti visto morire su questa croce? Chi sono io per averti condotto fin qui, rinnegando di essere tuo discepolo? Tu che sapevi del mio tradimento, tu che hai voluto che io diventassi la tua pietra viva. Eccomi qui, traditore tra i traditori, con la mia dannata rinnegazione. Tu mi hai detto, Maestro, che io sono oggetto dell'amore di Dio e che sono stato scelto da questo Dio che vive una passione per l'uomo di ieri, di oggi e di domani. E non è solo il mio Dio, ma è anche il tuo Dio. È il Dio di tuo padre, è il Dio di tua madre, il Dio dei tuoi fratelli. Questa non è solo la mia storia, ma è anche la storia di ognuno di voi. Io sono Pietro. Anch'io ho conosciuto Gesù. Ci mandò a predicare di villaggio in villaggio, chiedendoci di predicare ovunque la sua parola. Eravamo terrorizzati, ma poi abbiamo iniziato a parlare come mai non avessimo fatto. Ci ascoltavamo tutti tra di noi ed eravamo felici. Avevamo dimenticato tutto, dimenticato di aver vissuto con Lui, dimenticato di averlo visto ridare la vista ai ciechi, la vita ai morti. Non volevamo accettare il vederlo patire sopra una croce, anche se Lui lo aveva preannunciato. Adesso, insieme agli altri apostoli, vi faremo rivivere la meravigliosa storia di salvezza vissuta insieme al nostro Maestro. Calate le reti. Su. Pietro, le reti sono vuote. Giù. Calate le reti. Su.
ancora vuota. Giù, ancora una volta. Calate le reti, vi dico. E il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Vi farò diventare pescatori di uomini. Come possiamo cambiare mestiere e vita? Lasciare le barche, le reti e tutto ciò che alimenta la nostra esistenza. È l'impegno della conversione. L'impegno per cambiare rotta. Da pescatori di pesci diventerete pescatori di uomini nel mare più vasto del mondo. Gettate le reti. Gettate. Tirateli su. Le reti sono piene. È un miracolo. Un miracolo. È un miracolo. Le reti sono piene. È un vero e proprio miracolo. Oh Maestro, noi vogliamo seguirti. Faremo della tua parola la nostra ragione di vita. È bello star con te e non lasciarti mai. Signore, resta qui, consola i nostri cuori e parlaci d'amore. La voce tua è per noi un suono dolce ma più forte di ogni voce. Io sulla tua parola, Signore, le reti getterò e non temerò, perché ho fiducia in te, parola viva che mi dona nuova vita. La tua parola in me è salvezza, è lampada ai miei passi e mi guiderà per strade nuove che non vedo intorno a me, ma io confido in te, Signore. Parola viva sei. A un povero cieco. Fate la carità. Dov'è il maestro? Venite! Partiamolo da lui! Lasciatemi stare! Dove mi state portando? Lasciatemi stare!
Guadagna bene a fare il cieco, ecco perché. Se ci vedesse, chi gli darebbe più niente? Lasciatemi stare, vi ho detto! Lasciatemi stare, non mi toccate! Quest'uomo non può vedere. Ha accettato la sua vita così. Perché cambiarla? Quest'uomo vive nelle tenebre, ma finché sarò sulla terra, sarò la luce del mondo. Cosa mi avete messo sugli occhi? Che cosa mi avete messo negli occhi? Lavate i suoi occhi. Dove mi portate? Lavati Lasciatemi gli occhi. stare. Lavati gli occhi. Io ci vedo! Io ci vedo! Io ci vedo! Vedo tutti voi! Vedo le mie sorelle, i miei fratelli, lo posso vedere al mondo! Io ci vedo, Signore! È un miracolo! È un miracolo, Signore! È un miracolo! È un vero miracolo! È un vero profeta. E lui lo ha mandato da Dio! Tu credi nel Figlio di Dio? Chi è? Oh mio Signore, affinché io possa avere fede in Lui. È colui che ti parla. E ora tu puoi vederlo. Io ti vedo, oh mio Signore. Questa donna è stata trovata in flagrante adulterio. Secondo la legge di Mosè, deve essere lapidata. Maestro, ha peccato! È una donna malvagia e cattiva! Non merita di vivere! La devi condannare! La devi condannare! Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei. Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannato Nessuno, maestro. e neanche io ti condanno. Va e non peccare più. Gesù, chinatosi, si mise a scrivere per terra, sulla sabbia. L'unico libro dei conti di Gesù è sulla sabbia. Avete mai perso qualcosa nella sabbia? Provate a ritrovarla. La sabbia ingoia tutto.
La sabbia cancella tutto. La sabbia dimentica tutto. Nulla rimane nella sabbia. L'adultera è davanti a Gesù e lui scrive nella sabbia per dirle che il suo peccato è già stato perdonato, come tutto ciò che era scritto nella sabbia. Un tribunale ben strano. Il giudice che scrive sulla sabbia e non rimarrà niente. Basterà un po' di vento e tutto sarà cancellato. Maestro, insegnaci a pregare. Quando pregate, non usate parole inutili, perché il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno prima che glielo chiediate. Signore, ti prego per lei, falle sentire che ci sei, falle sentire che tu l'ami e l'amerai, stalle vicino, vicino, stringila a te. Riempile di gioia il cuore, oh mio Signore, la sua vita fiorirà. Lei ha bisogno, lei ha bisogno, lei ha bisogno di te. Lei ha bisogno, lei ha bisogno, lei ha bisogno di te. Signore, ti prego per lui,
casa della mamma. Lui ha bisogno, lui ha bisogno, lui ha bisogno di te. Lui ha bisogno, lui ha bisogno, lui ha bisogno di te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci abbandonare nella tentazione, non ci abbandonare nella tentazione, non ci abbandonare nella tentazione. Liberi, 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 liberi saremo noi. 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 Liberi, liberi, liberi. Anche io, donna di Samaria, ho conosciuto questo uomo straordinario e da quel momento la mia vita ha cambiato completamente rotta. Come la cerva nera ai corsi d'acqua, così il mio cuore cerca te. L'anima mia ha sete del Dio vivente, il Dio della speranza. E manda la tua luce sui miei passi e guida il mio cammino. Mi affido a te, Gesù, alla tua fedeltà. Tu sei il sole che rischiara le mie tenebre. Mi affido a te, Gesù, e in te riposerò, perché so che la mia vita tu rinnoverai.
carità, abbiate pietà. Devo sfamare la mia famiglia. A me non interessa. Devi pagare. Donna, devi pagare. Seguimi. Eccomi, Signore. Lascio tutto per seguire te. Vieni nella mia casa per condividere con me il banchetto in tuo onore della mia conversione. Perché mangiate e bevete con gli esattori delle tasse? Perché state insieme a mensa con i peccatori? Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a guarire i giusti, ma i peccatori, perché si convertono. Gesù chiama Levi e lo invita a seguirlo. Siede a tavola con lui, un esattore delle tasse, e con altre persone di cattiva reputazione. Gli scribi si scandalizzano. Guardando tutto ciò con gli occhi umani, questo atteggiamento di Gesù sembra assurdo. Ma se iniziassimo a guardare tutto ciò con gli occhi di Dio, tutto cambierebbe. Il volto umano di Dio è Gesù,
e ogni sua parola e ogni suo gesto manifesta la bontà che Dio ha verso ogni uomo. Dio è amore. Dio non si fa condizionare né dai meriti né dai demeriti dell'uomo. L'amore di Dio è un amore libero. È un amore gratuito. È un amore che prende sempre l'iniziativa e che ama sempre per primo. È un amore che si dona. È un amore che abbatte ogni muro e che trova la sua gioia nella comunione tra gli uomini. Per questo Dio si fa commensale con i peccatori. La vita e l'amore, regalo la pace nel cuore. Io semino cielo, parola di Dio, e nasce la nuova città. E l'amore si veste di Dio, e senti ti prende la vita. Io sono quel fuoco che accende anche te, fratelli salite con me. Vestite la terra di fiori, voi giovani pazzi di gioia per Lui, cantate la gloria di Dio. Sfidiamo la notte per sempre, correte e acclamate al Signore, un canto di festa sciogliete con me. Osanna Cristo tuo Re, Benedetto sia Dio, benedetto sei tu, è la festa di Dio, e la festa sei tu. qui risplende il volto divino e riempie il cielo e la terra di luce. Saliamo al monte di Dio, La sorgente là a Gerusalemme, alla santa città, alle porte andiamo insieme al Signore a Gerusalemme, a Gerusalemme.
venuto qui a Gerusalemme e al suo arrivo le folle hanno perso la testa. E noi lì a guardare, addirittura è stato lasciato predicare dentro il Sacro Tempio. E tutto questo senza che desse segno mai di riconoscere la tua autorità, Caifa, o di volersi sottomettere a questo sinedrio. Ed ora noi lo denunciamo nel nome del popolo di Israele. Non sono sicuro che abbiamo questo diritto. Io l'ho visto e l'ho sentito predicare. Le sue parole toccano il cuore della gente in modo tutto nuovo. Consente a chi lo segue di proclamarlo Re Messia. Con tutto il rispetto di chi è più saggio di me, ma qua esiste una possibilità che a quanto pare nessuno vuole prendere in considerazione. Quale? La possibilità che il Nazareno possa essere davvero il Messia, atteso dal nostro popolo. Ti rendi conto di quello che dici, maestro Nicodemo? L'avvento del Messia è il cuore della nostra fede. Cosa vieta che avvenga proprio ora? Chi siamo noi per decidere le strade che il Signore segue per il suo popolo? Noi siamo granelli di sabbia, crusca soffiata al vento. Possa il Signore aprirci gli occhi alla sua speranza. Maestro Nicodemo, io ti ho sempre rispettato, ma come vuoi che condivida la difesa di un uomo la cui missione sembra quella di dividere il nostro popolo? Non è quanto ha detto il Galileo che a noi ci preoccupa, né i cosiddetti miracoli, e neanche il fatto che folle esaltate lo salutino come il Messia. Il vero problema che ci sovrasta è che costui osa proclamarsi, stento quasi a pronunciare le parole. Quest'uomo osa proclamar se stesso il figlio di Dio. Solo un falso profeta può assumere il potere di Dio e dire ad un peccatore: io ti perdono. Solo Dio può perdonare. La legge dice: il profeta che pretende di dire nel nome di Dio cose che Dio non ha comandato, quel profeta morirà. Fratelli, se questo Gesù è un falso profeta, che muoia un uomo solo piuttosto che tutta una nazione perisca. Bisogna arrestarlo, farlo giudicare dai Romani. Arrestarlo, farlo giudicare dai Romani. Ma se non l'abbiamo giudicato nemmeno noi, e la nostra legge non condanna un uomo senza prima farlo ascoltare davanti agli anziani di Israele. Va bene, sono d'accordo. Lo interrogheremo a dovere e daremo a questo Gesù di Nazaret la possibilità di difendersi. No, dobbiamo arrestarlo subito. Ritardare potrebbe essere un rischio. E poi Pilato potrebbe prendersela con il nostro popolo se i disordini continuano. Pensi sia possibile, maestro Zelo? Ho incontrato un uomo, uno della sua cerchia, un suo seguace, un tipo alquanto corruttibile. Penso che 30 denari potrebbero bastare per farci consegnare il Nazareno.
Giuda! Caro Giuda, il Sinedrio ha bisogno del tuo aiuto. Vuole conoscere il tuo maestro, capire se egli è il Messia, stabilire se i suoi miracoli sono veri. Sarà difficile convincere il mio maestro. Giuda, non sarà difficile per te. Fino ad ora lui non ti ha dato niente. Perché continui a stargli dietro? Io credo in lui. Perché devo tradirlo? Giuda! Questi ti aiuteranno a capire da che parte devi stare. Pietro, ho desiderato con tutto il cuore di dividere questa Pasqua con voi. È per questo che sono venuto al mondo. Non resterò ancora molto tempo con voi. Voi mi cercherete, ma dove andrò non potete seguirmi. Maestro, ma cosa dici? Per te io sono pronto ad andare in prigione o di morire. Dovunque andrai, maestro, io ti seguirò. Pietro, stanotte stessa, prima che il gallo abbia cantato 2 volte, tu avrai negato 3 volte, perfino di conoscermi. Ma no, maestro, mai. Io non potrò mai rinnegarti. Perderete tutti la fede. Il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. In verità vi dico che uno di voi sta per tradirmi. Maestro, il mio cuore è a pezzi. Chi di noi ti tradirà? Sono forse io? Colui che intingerà il pane nella scodella insieme a me, sarà lui a tradirmi. Giuda,
Giuda, quello che devi fare, fallo presto. Per voi da ora, questo non sarà più il pane del passaggio dei vostri padri dalla prigionia alla libertà. Questa Pasqua sarà per voi oggi il passaggio dalla prigionia della morte alla libertà della vita. Questo è il pane della vita. Chiunque mangia di questo pane vivrà in eterno. Ecco, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo. E fate questo in memoria di me. Questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza che sarà versato per tutti voi. Ed ora vi lascio un comandamento nuovo, che vi amiate l'un l'altro, come io ho fatto con voi. Non c'è amore più grande di questo, dare la propria vita per la salvezza di un amico. E se vi amerete in questo modo, tutti vi riconosceranno come i miei discepoli. Io sono la via, la verità, la vita. Fratelli, è giunta l'ora che si compia la volontà del Padre mio. Pregate e vegliate insieme a me.
Padre, se possibile allontana da me questo calice. Padre, ma si compia la tua volontà, non la allontana da me questo calice. Padre, ma si compia la tua volontà, non la Padre mio, la mia anima è turbata. Ti prego, salvami, salvami da quest'ora. Credi davvero che un uomo solo possa sostenere tutto il peso del peccato? Padre, io confido in te. In te mi rifugio. Nessun uomo può portare questo fardello. Credimi, è troppo pesante. Salvare le loro anime a un prezzo troppo alto. Nessuno. Padre, allontana da me questo calice. Ma sia fatta la tua e non la mia volontà. Chi è tuo padre? Chi sei tu?
già tentato più volte il fio dell'uomo. Non puoi opporti al volere di Dio. Io posso dargli il potere di sconfiggere i suoi nemici. Io posso dargli il potere. Vai via, Satana. Torna agli inferi. Quest'uomo che tu cerchi di corrompere è il figlio di Dio, pronto a schiacciare la tua testa. Sono qui per il volere di tuo padre. Sono qui per alleviare il tuo dolore. Gesù di Nazaret. Questa è l'ora, Giuda, l'ora delle tenebre. Oh, Maestro. Con questo bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Giuda! Traditore! Gesù, lasciatelo andare! Gesù, lasciatelo! Pietro, riponi la spada nel fuoco. Chi di spada ferisce, di spada perirà. No, Zera, era me che volevi. Lasciali andare. Portatelo via! Pietro, Giovanni, Andrea, ma non capite? L'ho fatto per lui! Sei un traditore! L'ho voluto salvare! Giuda! Che cosa hai fatto? La tua poca fede porterà alla morte il maestro! Ah! Perdonami! Perdonami, maestro! Io non volevo andasse a finire così! Giuda! Questa è la tua fine! La fine dei tuoi dubbi! Tutti i tuoi perché troveranno risposta qui! Sì, Giuda. Sì. Vieni nelle mie tenebre. Sì, Giuda. Sì, Giuda. Vieni nelle mie tenebre. Sì, Giuda, vieni. Tu lo hai tradito. Ma che ti importa di lui? Vieni via. Vieni via con me.
30 denari. Soldi o tradimento? Giuda ci lascia il dubbio se a spingerlo a tradire il suo migliore amico per soldi furono i 30 denari o la delusione di sapere che il suo migliore amico di lì a poco sarebbe morto sulla croce. Quanti di noi oggi vacillano nel dogma della fede e ci vendiamo a falsi idoli come il denaro? Giuda non ebbe la consapevolezza di dare atto alle parole del Maestro. Io il terzo giorno risusciterò. Ma gli occhi di Giuda, ahimè, non videro mai lo splendore della grandezza di Dio. Caifa, perché lo hanno legato come un malfattore? Non è ammissibile. Rabbi, non è nostra intenzione trattarti come un criminale. Se ti abbiamo portato qui è perché tu risponda ad alcune domande sui tuoi insegnamenti. Cos'è questa dottrina che tu e i tuoi discepoli state predicando? Io ho parlato apertamente affinché tutto il mondo sentisse. Ho insegnato nelle sinagoghe e nel tempio. Perché dunque lo chiedi a me? Chiedilo a quelli che erano con me. Loro sanno cosa ho detto. Così risponda al sommo sacerdote! Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi vergogni? Rabbi, sembra che tu abbia affermato di distruggere il tempio e di ricostruirlo dopo 3 giorni. È impossibile. Quello che ha detto va preso forse come un simbolo, un'immagine. Io ho sentito dire 2 giorni. 2 giorni. 3 giorni. Ancora nessuno di voi è d'accordo. I romani non hanno bisogno di pretesto e noi non vorremmo dare altre vittime a Ponzio Pilato finché si potrà evitarlo. Rabbi, sembra che tu abbia affermato di essere il figlio di Dio. Ti chiedo ora, nel nome dell'Eterno, sei tu il Messia, il figlio di Dio? Io lo sono. E voi vedrete il figlio dell'uomo salire sulle nubi del cielo e sedere alla destra della potenza di Dio.
Il Signore è nostro Dio! Il Signore è uno! Ha bestemmiato! E quando basta, conducetelo davanti al procuratore Ponzio Pilato. Ma io ti ho visto. Eri anche tu con il Nazareno. Non capisco cosa dici, donna. Ma sì, ora ricordo, quest'uomo era un seguace di Gesù. Ma cosa state dicendo? Non capisco cosa dite. È inutile che dici di no, ti abbiamo visto tutti. Lo abbiamo riconosciuto tutti. Ma cosa state dicendo? Vi ho detto che non lo conosco. Io non l'ho mai visto quell'uomo. Andatevene via. Andatevene. Maestro! Maestro! Maestro, no! Maestro! Maestro! Pietro, cos'è successo? Talia! Aveva ragione lui. Ho tradito il mio maestro. Innalzo la preghiera per la tua bontà. Rispondi, o Signore, per la tua fedeltà. Che io non affondi, salvami, oh Dio, dalle acque più profonde. Grido a te, Signore, salvami, salvami. Afferro la tua mano E tu mi attiri a te, Signore, salvami, salvami. Se guardo nei tuoi occhi, paura non avrò. Mostraci Il tuo volto nelle avversità, volgiti, o Signore, stai vicino a me. Mi ponga al sicuro la tua salvezza, oh Dio, ravviva il mio cuore, grido a te, Signore, salvami, salvami, salvami. Afferro la tua mano e tu mi attiri a te, Signore, salvami, salvami. Se guardo nei tuoi occhi, paura non avrò. Per 3 volte Pietro rinnega Gesù. Per 3 volte dice di non conoscerlo.
ha compiuto il suo giudizio di condanna su di lui, come avevano fatto tutti gli altri. Anche lui è tra coloro che lo colpiscono, ma i suoi colpi sono più violenti, sono i colpi di un amico al quale era legato da una dolce amicizia. Lo stesso Pietro, che aveva avuto la presunzione di dire a Gesù che non avrebbe mai detto di non conoscerlo e che sarebbe stato disposto a morire per lui, ora scopre che è Gesù a morire per lui. L'amaro pianto di Pietro altro non è che la fonte del suo battesimo, che gli illuminerà gli occhi e purificherà il cuore per vedere il vero volto di Dio. Da questo viene alla luce l'uomo nuovo, che nella gioia vive dell'amore del suo Signore. Bentornato, procuratore. Una settimana! Sto via una settimana e trovo Gerusalemme piena di straccioni che urlano e vieni a dirmi bentornato. Chi è questo Barabba per cui si scalmanano tanto? È un ribelle che abbiamo arrestato. I suoi amici stanno aizzando la folla. Credono che strillando influenzeranno il mio giudizio? Prendi 100 uomini e sgombera le strade. Sono stanco. Con tutto il rispetto, procuratore. Ti prego. Sono sfinito. Ponzio Pilato, credo ci sia un'altra questione da esaminare. Un'altra? Sì, riguarda un certo Galileo che predica in Gerusalemme. Quintilio, quante volte ti ho detto che non mi interessano i loro predicatori e tu lo sai bene. Pilato, il Sinedrio, la cui cooperazione ci interessa molto, ritiene il caso di estrema importanza, anzi, urgente. Urgente! Urgente per loro! Scusami, ne parliamo un'altra volta. Prima sistemiamo Barabba. Pilato, c'è una delegazione del Sinedrio che sta aspettando, guidata da Anna e Caifa. Hanno portato con loro quel predicatore, quel Gesù di Nazareth. Vogliono che sia tu a giudicarlo. Anna e Caifa. No, non voglio essere coinvolto nelle loro questioni religiose. Credo sia prudente evitare di offenderli. Dovrai riceverli. E va bene. Sono d'accordo, valli a chiamare. Su, avanti, cosa aspetti? Chiamali. Pilato, mi sa che dovremmo andare noi da loro. Dovremmo? Sì. Beh, secondo le loro tradizioni, non possono entrare nella casa di un romano tantomeno durante il periodo della Pasqua. Hanno paura di contaminarsi. Contaminarsi? Già, me ne ero dimenticato. E va bene, ci andremo noi, li vedrò fuori dal pretorio. Gesù, figlio mio, dove sei? Madre, mi hanno detto che ieri mentre pregava lo hanno arrestato. Questa sera
Il Sinedrio l'ha giudicato e condannato. Mio figlio, me lo vogliono portare via. Gesù, non mi lasciare. Madre! Madre! Maddalena, Madre! Pilato si è lasciato convincere dai sacerdoti e lo hanno condannato! condannato a cosa? Condannato a morire in croce! Ma non è giusto! Lui è innocente! Proprio per questo. Andiamo. Voglio vederlo. E pace a te, Ponzio Pilato. Buona giornata anche a voi. A che debbo questa visita? Abbiamo con noi un prigioniero e noi te lo consegniamo. Vorrei semplicemente sapere di cosa accusate quest'uomo. Pilato, le accuse contro di lui sono molto gravi. Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Questa è buona. Se non fosse un malfattore, non me l'avrebbero consegnato. E allora di cosa vi preoccupate? Riprendetevelo e giudicatelo secondo la vostra legge. Proprio questo è il punto. Secondo la nostra legge non ci è consentito di mandare a morte nessuno. Basta così, Anna! Tu parli di morte, sono parole grosse. Spero che tu ne convenga. Vuoi avere allora la bontà di dirmi di cosa lo accusate? Altrimenti considero il caso chiuso e metto alla porta voi e quello straccione. Sentiamo queste accuse. Abbiamo trovato costui che sobillava il popolo, impediva di pagare i tributi a Cesare e infine si è proclamato re dei Giudei. Il re dei Giudei? Lui? E lo avete portato da me? Affinché io lo possa far condannare. Hai sentito, Quintilio? Questa sì che è pura devozione al nostro imperatore. Tiberio ne sarà davvero entusiasta. Dirà che è uno spreco di denaro tenere dei soldati nella provincia più fedele dell'impero. Che bisogno c'è? Ci pensa il Sinedrio a mantenere l'ordine in Gerusalemme. Se quest'uomo avesse parlato male di noi, voi vi sareste ben guardati a consegnarmelo. Perciò vediamolo, il vostro Gesù. Non è nostro. E allora di chi? Di chi? Portatelo qua. Fatelo entrare. I saggi del Sinedrio affermano che predichi false dottrine. Dicono anche che dichiari di essere il re dei Giudei. Dici questo da te o altri ti hanno riferito sul mio conto? Sono forse io giudeo? È stata la tua gente, i tuoi sacerdoti, a portarti qui da me.
Parlami. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei soldati non avrebbero esitato a combattere e liberarmi. Ma il mio regno non è di questo mondo. Oh, tu parli di un regno. Allora sarai sicuramente un re. Sei un re? Sì, lo sono. Per questo sono nato, per testimoniare la verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. E qual è allora questa verità? Mi rendo conto che approfondire non è facile, ma vediamo di ricapitolare. Tu ti proclami re, ma di un regno che non è di questo mondo. Io, ad essere sincero, non ho ben capito che cosa tu voglia dire. Ma di una cosa sono certo, a me interessano solo i re di questo mondo. Ma secondo te perché ce l'hanno tanto con lui? Tu lo sai perché ti vogliono morto? Perché non provi a dirmelo? Non ti rendi conto che tutto dipende da me? Quanta gente ho giudicato in questi anni, eppure non ricordo nessuno come lui. Tutti piangono, implorano, maledicono i loro accusatori, lui no. Se ne sta lì in silenzio, nessuno sguardo, nessuna parola. Quest'uomo è un sognatore, non un criminale. Lo farò frustare il ricordo della giustizia romana. Così si sveglierà.
Ora basta, rimettetegli i suoi stracci e riconducetelo da Pilato. Vieni, madre. Andiamo via.
ecce homo. Guardatelo bene. Io non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque sappiate che lo rilascerò. Pilato, devi crocifiggerlo. Riprendetevelo voi e crocifiggetelo se ne siete capaci. Parlami. Di qualcosa, avanti. Vuoi proprio morire? Non vuoi salvarti? Non ti rendi conto che io ho il potere di liberarti o di farti crocifiggere? Quale potere avresti in me se non ti fosse stato dato da chi sta sopra di te? Ricorda, Pilato, costui si è proclamato re dei Giudei. Chi si fa re si mette contro Cesare. Quintilio, esiste ancora quella consuetudine che in occasione della loro Pasqua il procuratore può liberare un prigioniero già condannato a morte come atto di clemenza? Sì, certo, Pilato, esiste ancora. E noi abbiamo due prigionieri, Gesù e Barabba. Lasciamo che sia il popolo a scegliere. Ecco la mia decisione. Sarà il popolo a scegliere. Andate a prendere Barabba. Come segno della sua magnanimità e benevolenza, il nostro imperatore ha deciso che l'usanza di liberare un prigioniero già condannato a morte venga tenuta in vigore per onorare la vostra Pasqua. Abbiamo con noi due prigionieri. Uno, Gesù di Nazaret, accusato di ribellione e per essersi proclamato il re dei Giudei. L'altro, Barabba, accusato di sedizione e del ferimento di un soldato di Roma. Quali dei due criminali volete che sia messo in libertà? Gesù di Nazaret o Barabba? Pilato, ma non vorrai liberare Barabba, un assassino, un nemico di Roma. E allora sia scritto che Gesù di Nazaret, colpevole per essersi proclamato il re dei Giudei, è condannato a essere crocifisso. Io non sarò responsabile di questo sangue. Questi è Gesù di Nazaret, il re dei Giudei. Non scrivere il re dei Giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei Giudei. Ciò che ho scritto, ho scritto. I suoi occhi
suo sguardo, la sua silenziosa sofferenza. Perché? Perché ti sei proclamato il Messia, il Re dei Giudei. Governo questa città da tanto tempo e non ricordo nessun uomo che ha voluto sacrificare la propria vita per amore. Ma cosa vuoi da me? Cosa posso fare io? Io non ti ho condannato. Io non ti ho ucciso. Io posso solo ascoltare il tuo silenzio. Un silenzio che grida a gran voce. Yeshua, figlio mio. La tua mamma è qui. Madre, aiutami. Yeshua, figlio mio. La tua mamma è qui. Vedi, madre, io faccio nuove tutte le cose.
Tu che dici di essere figlio di Dio, capace di ogni cosa, perché non salvi noi e te stesso? Sta zitto. Lui non c'entra niente. Questa per noi è la giusta punizione. Ti prego, Signore, perdonalo e ricordati di me quando sarai nel regno dei cieli. In verità ti dico che oggi stesso starai con me nel regno dei cieli. Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in solo 3 giorni, scendi dalla croce. Se sei il figlio di Dio, salva te stesso. Ha salvato gli altri, perché non salva se stesso? Scendi ora dalla croce e noi ti crederemo. Eli! Eli! Leman Sabachthani. Invoca il profeta Elia. No, non sta invocando il profeta Elia, ma le sacre scritture. Perfino ora. Ho sete.
madre. Ecco tuo figlio. Figlio. Ecco tua madre. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Tutto è compiuto.
sei tutto ciò che io ho. Apri i tuoi occhi ancora una volta, fammi sentire la voce tua. Yeshua, figlio mio, Yeshua, figlio mio, amato amore mio, come farò senza di te? Yeshua, figlio mio, Yeshua, figlio mio, Gesù, amato amore mio, rispondimi. Le tue mani inchiodate ad una croce, il tuo costato squarciato da una spada. Madre mia, chiamami ancora, fammi sentire la voce tua. Yeshua, figlio mio, Yeshua, figlio mio, amato amore mio, come farò senza di te? Yeshua, figlio mio, Yeshua, figlio mio, Gesù, amato amore mio, rispondimi. Yeshua, amore mio, Yeshua, vita mia sei. Yeshua, rispondimi, come farò senza di te? Yeshua. Sono Giuseppe d'Arimatea. Ho avuto l'autorizzazione del procuratore Ponzio Pilato a portare il corpo del Nazareno nel mio sepolcro.
siete? Dove andate? Siamo della famiglia di Gesù di Nazareth che giace qui. Cosa volete? Vogliamo entrare nel sepolcro. Vogliamo ungere il corpo con erbe e oli profumati. Donne, dove andate? Perché cercate tra i morti colui che è vivo? È vuoto! Il sepolcro è vuoto! Il maestro non è qui! Avvisiamo gli altri, presto! Ecco, questo è quanto i nostri occhi hanno veduto. Il figlio dell'uomo nacque dalla Vergine Maria, morì e fu sepolto, ed il terzo giorno risuscitò dai morti per la salvezza dell'uomo di ieri, di oggi e di domani. Questa è la nostra passione per Cristo. Madre! Figlio!
questo sono qui, è il giorno del Signore. Guardate le mie mani, sono segno di umiltà. Ed eccomi, io sono in mezzo a voi, come un servo ritorno e vivo. La vita che nasce oggi canterà, alleluia. Gloria, alleluia, gloria, alleluia, tutta la terra sempre canta Lui. Oggi è risorto, Cristo è risorto, Cristo è con noi, alleluia. Non c'è più la morte ormai, la gioia invade il mondo e le campane in festa suoneranno come mai. Io sento che la notte svanirà e brilla su di noi la stella. La chiesa che nasce oggi canterà, alleluia. Gloria, alleluia, gloria, alleluia, tutta la terra sempre canta Lui. Oggi è risorto, Cristo è risorto, Cristo è con noi, alleluia. Gloria, alleluia, gloria, alleluia, alleluia. Tutta la terra sempre canta Lui. Oggi è risorto, Cristo è risorto, Cristo è con noi, alleluia. Cristo è con noi, alleluia. Che meraviglia, che spettacolo. Non è stata una recita, ma una meditazione spettacolo. La celebrazione di questa mattina è questa rappresentazione drammatica della passione di nostro Signore. È un bel portale di ingresso nella settimana santa, la grande settimana dei misteri della nostra salvezza. Una bella, stupenda meditazione. Possiamo dire tutto questo che abbiamo visto rappresentato della passione del Signore, tutto questo per che cosa? Tutto questo per me, tutto questo per te, tutto questo per ciascuno di noi. Complimenti a tutti voi, cominciare nomino soltanto lui che è stato il regista, il sostegno, il pilastro, Gianni Inclima. E che dire, le musiche, le vesti, le armature, le sarte, scenografia stupenda, dico.
quante cose belle. Insieme si possono realizzare tante cose belle. Da soli ci impoveriamo, lo diciamo spesso, ma insieme possiamo essere una grande forza. Grazie per la gentile presentazione, dedica che avete fatto all'inizio, inaspettata ma graditissima. Ecco, ho sempre creduto nei giovani e credo, ho sperato, ho amato e continuo ad amare tanti giovani. È nel mio DNA, sono della teoria di San Giovanni Bosco. Basta sapere che siete giovani perché io vi possa amare. Continuo ad avere tanta fiducia in voi. E concludiamo con un ritornello. Chi è il nostro prete modello? Buona Pasqua a tutti! Tutti uniti per la foto, sedetevi, i più piccoli giù. Tutti per la foto. Io voglio anche qui Enzo e Antonio, venite, un applauso al nostro service Liotta, ai videografi, grazie a tutti, alla scenografia, Antonio Rinaldo, insieme all'associazione ci siamo anche noi, un applauso a tutti i ragazzi, dal più piccolo al più grande, grazie a tutti. Dina, le sarte, Cecilia, Teresa, Chiara, Fabio Muratore, Carmelo Manna, tutti, Ivana, Dino, le sarte, voglio tutti qui sopra, Enzo, Antonio, dove siete? Venite! Fate passare Antonio ed Enzo alle musiche. Ci siamo tutti, le ragazze del coro, facciamole entrare. E 1, 2, 3, cheese! Buona Pasqua a tutti! Voglio ringraziare anche l'amministrazione comunale, il vice sindaco Gaetano Rizzo che ci ha dato la disponibilità di questo teatro e ringrazio tutti voi che avete sostenuto i vostri familiari. Buona Pasqua a tutti e grazie a Dio e soprattutto a chi ha collaborato per la realizzazione di questo spettacolo, che sono molte aziende che hanno creduto in questo spettacolo e ci hanno finanziato veramente per l'ottima riuscita. Lo staff del gruppo eventi della parrocchia che ha organizzato un po' tutto l'ingresso e il coordinamento delle entrate. Ok, buona Pasqua a tutti e buona serata. Buona Pasqua a tutti e grazie di essere venuti. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I sent you.
back to the start. Carissimo padre Stotello, senza di lei nulla è così bello. La volevamo ringraziare perché ci ha insegnato a pregare quel mistero lì sull'altare. Con il suo spirito giovanile, all'oasi e al gresti li fa tutti divertire. È così dolce e così mite da far sparire ogni lite. Con i suoi indovinelli e le sue barzellette fa ridere noi e tutte le vecchiette. Con questa filastrocca la volevamo salutare Affinché tutti noi non smetta mai d'amare. Easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Caro Dorlillo, vogliamo dirti che per noi tu rappresenti un padre. Un abbraccio da tutti noi, che sei la nostra guida e il nostro pastore. Grazie perché ci vuoi tanto bene. Grazie per quello che fai e continuerai a fare. I was just guessing at numbers and figures, pulling your puzzles apart. Questions of science, science and progress, but not speak as loud as my heart. Tell me you love me. Come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start.
Tell me you love me. Come back and hold me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing tails, coming back as we are. Nobody said. Allora Don Lillo, lei ci ha visti crescere, ci ha visti sposare, ci ha visti letteralmente spuntare la barba e successivamente anche perdere i capelli. E a proposito dei capelli, guardi chi la saluta, ha mandato un messaggio direttamente da Imola. Don Lillo, grazie di tutto. Grazie Padre Statello. Don Lillo, eccomi qua, non potevo mancare. La saluto con affetto e ci vediamo presto. To the start.